Prima due distinti furti compiuti nel giro di pochi giorni, poi l'incendio che ha danneggiato parte delle arnie utilizzate per la produzione di miele biologico, segnali inquietanti, chiari messaggi di intimidazione che colpiscono la cooperativa Rosario Livatino, Libera Terra che a Naro, incontrata a Rabadao dal 2012, gestisce un bene confiscato alla mafia. Un terreno ed un immobile la cui procedura di sequestro prima e di confisca poi porta alla firma proprio di Rosario Livatino, giudice del Tribunale di Agrigento ucciso nel settembre del 1990. Una gestione dei beni assegnati sulla base di un progetto pilota finanziato con i fondi del PON Sicurezza 2000-2006, promosso e sostenuto dal Consorzio Agrigentino per la legalità e lo sviluppo presieduto da Maria Grazia Brandara, per la quale gli episodi di cui è rimasta vittima l'associazione sono di tipo intimidatorio. Guardi, la grande rabbia è per questi ragazzi della cooperativa che veramente stanno mettendo una passione, un amore, una serietà nel portare avanti il loro lavoro con risultati, devo dire, eccellenti. Loro producono dell'ottimo grano biologico come anche del miele biologico. Io vorrei dire una cosa, insomma, a coloro i quali usano solo l'alfabeto della violenza: mettetevi il cuore in pace, perché lo Stato non arretrerà di un passo rispetto a, come dire, l'imposizione della legalità in questa terra difficile. E siccome i risultati ci sono stati e questa tendenza a, come dire, ad annientare quello che è quella poca gramigna che ancora c'è per far trionfare il bene, e allora dico, a che serve? Prima purtroppo eravamo convinti che si trattasse soltanto di banali furti di malavita comune, ma l'ultimo incendio alle Arnie ci fa pensare, ci fa supporre ad un atto intimidatorio. E ad esprimere la solidarietà alla cooperativa è stato il vicepresidente della regione Mariella Lobello, che si è recata in visita sui luoghi insieme alla rappresentante di Libero Futuro. Lobello ha accolto peraltro l'invito perché in contrada Rabadao, nei locali della cooperativa, si possa tenere una seduta della giunta Crocetta come segno di solidarietà e vicinanza. Solidarietà anche dal sindaco Lillo Cremona e da tutta l'amministrazione comunale di Naro ai soci della cooperativa, per i quali la sequenza degli episodi avvenuti fa pensare ad un disegno intimidatorio. Tutta la comunità narese, pertanto, si stringe attorno alla cooperativa e condanna gli atti criminosi, conclude il sindaco, che invita i soci della cooperativa ad andare avanti e a non lasciarsi intimidire.